morto a 00:30 di venerdì Rosario Sanarico, il sub morto durante le ricerche del corpo di Isabella Noventa, la donna padovana uccisa il 15 gennaio scorso da Freddy Sorgato, Deborah Sorgato e Manuela Cacco. 52enne originario di Napoli, ispettore superiore della polizia in forza al centro nautico e sommozzatori di La Spezia, lascia la moglie Antonella, 2 figlie, Alessio e Anna Vera, e un nipotino di 7 anni, tutti accorsi in città appena saputo dell'incidente. Rosario è morto in un modo inspiegabile, risucchiato dalle pompe idrovore alle chiuse del fiume Brenta a Noventa Padovana. I 40 minuti sott'acqua sono stati per lui fatali, troppo a lungo senza ossigeno. Dopo essere riemerso dalle acque del fiume, i colleghi hanno effettuato un lungo massaggio cardiaco. Il cuore ha iniziato a battere, ma le attività cerebrali erano nulle. Il suo corpo è stato trasportato in ospedale, è entrato in coma e poi la morte. La Polizia di Stato piange un suo grande eroe, ha detto il questore di Padova Gianfranco Bernabei. L'ispettore superiore Rosario Sanarico, un gigante buono con esperienza trentennale, si era offerto volontario con il suo consueto entusiasmo e con la forte motivazione che lo contraddistingueva per partecipare alle ricerche del cadavere di Isabella Noventa, alla guida dei suoi uomini del centro nautico e sommozzatori della Polizia di Stato di La Spezia, un grande esempio di senso dello Stato e di dedizione al dovere che lo ha spinto a sacrificare la sua stessa vita. Alle 8:45 di domenica mattina è partito il feretro dell'ispettore per essere accompagnato nella camera ardente allestita presso il centro nautico di La Spezia. Oggi alle 16 i funerali alla presenza del vice capo vicario della polizia prefetto Luigi Savina e lo stesso questore di Padova.